questa foto è scelta da Stefano Zanetta per fare una domanda. Il CAB, prima volta lo sento chiamare così, di sotto è ABC, cioè i leader della maggioranza, hanno dichiarato che togliere il finanziamento pubblico ai partiti metterebbe questi ultimi nelle mani delle lobby. Eppure le miriadi di fondazioni politiche che fanno campo al leader del corrente dei partiti vivono grazie all'aiuto economico di sostenitori, di cui non è stato spesso sapere le generalità, perché le fondazioni non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio dei finanziamenti. Non le pare che le lobby siano già entrate nei partiti attraverso questa porta di servizio? No, non mi sembra che le lobby, nel senso puro del termine, siano entrate nei partiti. Va premesso che io ero e sono contrario al finanziamento pubblico dei partiti, l'ho dichiarato ormai moltissime volte, sarei favorevolissimo al finanziamento privato dei partiti. Se si vogliono avere i partiti si finanziano, punto e basta. I soldi pubblici secondo me vanno destinati ad altre cose. È peraltro vero che il finanziamento pubblico serve ad evitare che la politica venga fatta solo da coloro che hanno o disponibilità economiche o il supporto delle grandi lobby, cioè quelle che per orientare la vita politica sono disposte anche a fare significativi investimenti. Io credo che la pulizia, l'onestà, la trasparenza delle persone dovrebbe essere in grado di affrontare anche questo confronto in sede politica, ma so benissimo che soprattutto in un'epoca come questa e in un'epoca che ha avuto straordinari esempi negativi come quelli che abbiamo vissuto a proposito di l'uso del Partito Democratico, della Lega e quant'altro, sia difficile avere sempre manifestazioni di fiducia nei confronti di chi esercita attività politica. Sotto questa foto appunto che la riguarda ci sono dei commenti, vado a vederli. Giovanni, infatti mica lo dicono questo i partiti, per questo odiano la rete, perché smaschera tutte le palle che raccontano. Domenico... Conosco bene il signor Tessarolo, mi confronto spesso con lui, in realtà sa che ci sono dei parlamentari che dicono la verità e che sono corretti e dei parlamentari che lo sono meno. Credo di apprezzare molto il fatto che lui abbia attestato più di una volta la stima nei miei confronti. Domenico, che poi i partiti italiani siano già nelle mani dei potenti dei lobbies, anzi sono loro stessi dei lobbies. Spero che il suo telefonino che è acceso è sul tavolo, andiamo sul totale per cortesia. Al telefonino, se ci sono dei disturbi nell'audio a casa è colpa sua che tiene il telefonino acceso. Sì, però è silenziato. Ma la frequenza può disturbare, poi lo chiediamo in regia. Ma la frequenza della regia è talmente abile che riesce ad individuare anche ci sono telefonini che sono gli entrati. anticorpi. Per ora è ok. Grazie. Che poi i partiti, diciamo, Casini e il Genica e il Tagirone, i più grandi imprenditori italiani, fino a pochi giorni fa consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, di regionali vari, su PEP ricordate che i rapporti PD cooperative, vedi supporto del PD al TAV di Valsusa, opera che sarà costruita dalla CMC di Ravenna, e poi c'è Berlusconi. Vabbè, ma, insomma, è un luogo abbastanza comune quello che chi esercita attività politica possa essere influenzato di chi ha grandi disponibilità. Sicuramente ci sono dei rapporti che possono essere condizionati, però io cerco di vedere le cose sempre in positivo e attraverso la trasparenza e l'onestà della persona. Ci sono persone che sono meno trasparenti e meno oneste, è giusto che vengano sanzionate, però non mi piace fare un calderone di tutto.